Elisa De Berti, vicepresidente della Regione Veneto. Dottoressa, a che punto siamo con la viabilità che porta Cortina ad Ampezzo? Allora, abbiamo di sicuro le varianti che erano previste per i mondiali e che non sono state realizzate in tempo, ma che costituiscono anche quelle una legacy dei mondiali, che saranno pronte per Cortina, che sono in capo ad ANAS, che sono la variante di San Vito, di Valle e di Tai. Poi ci sono gli interventi che verranno realizzati e stanno procedendo, sono in corso i lavori, ci sono gli interventi di accessibilità a Cortina, quelli che vengono definiti l'8.0 e l'8.1, che anche quelli verranno realizzati. Poi ci sono le due grandi infrastrutture che costituiscono la legacy infrastrutturale delle Olimpiadi, che ribadisco e ho sempre detto, nessuno ha mai pensato che fossero pronte per le Olimpiadi, ma le Olimpiadi erano la grande occasione per attirare questi investimenti sul territorio che altrimenti non sarebbe stato possibile, e sono la variante di Longarone e la variante di Cortina, la galleria, il bypass, chiamatelo come volete. Queste due infrastrutture, la variante di Cortina non può essere iniziata prima delle Olimpiadi perché andrebbe a confliggere con la realizzazione dei giochi e quindi i cantieri devono iniziare dopo. Invece per quanto riguarda la variante di Longarone, so che il commissario sta con il comune, con il territorio, apportando delle modifiche al progetto e confido che comunque almeno il cantiere parta prima dello svolgimento delle Olimpiadi. A livello di trasporto e per quello che sarà poi il trasporto durante le Olimpiadi, come siete organizzati e su cosa state lavorando? Allora, stiamo lavorando su due fronti, sia sulla parte gomma che sulla parte ferro. Sapete che sulla parte ferro stiamo riqualificando molte stazioni, ci sarà l'hub di Longarone piuttosto che di Ponte nelle Alpi. Longarone per i treni e Ponte nelle Alpi per quanto riguarda anche la partenza degli autobus. Ci sarà un potenziamento e anche lì si arriverà al completamento dell'elettrificazione, che è iniziata qualche anno fa i lavori, e che permetterà di ripristinare il diretto da Belluno a Padova. Questa non è una legacy delle Olimpiadi perché era precedente alle Olimpiadi, però sicuramente tutti questi investimenti tornano utili anche per le Olimpiadi. Stiamo facendo dei tavoli coordinati dalla Fondazione Milano Cortina, che organizza i giochi, per tutte le valutazioni sul potenziamento sia dei treni che ovviamente gli autobus da mettere in campo per poter portare tutto il mondo, diciamo la famiglia olimpica, a Cortina per gli spostamenti, ma poi anche per tutte le persone che gireranno intorno a questo evento, dai giornalisti agli appassionati, alle forze dell'ordine, ai volontari, eccetera.